miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Buonasera a tutti, siamo Andrea e Beatrice. questa sera vi presenteremo la sagra di Carlino Dentro Io Sono Abile. Eccoci qua insieme ai ragazzi della classe di Carlino che aiutano a organizzare la sagra. Ciao, come ti chiami? Efrem. Come mai sei qui? Perché come ogni anno i ragazzi che compiono i 18 anni fanno la sagra qui a Carlino. Damiano. Luca. Come mai hai questa maglia addosso? Allora, innanzitutto il 98 rappresenta il nostro anno di nascita. Poi abbiamo deciso il colore perché, per farci vedere che lavoriamo qua. Lorenzo. Cosa fate qui voi ragazzi della sagra? Aiutiamo nei vari chioschi e nell'organizzazione per la sagra. Luca. Laura, Come mai questo grembiule addosso? perché noi due lavoriamo in cucina e diamo una mano a quelli che lavorano dentro. Tu come ti chiami? Andrea. Manuel. Jessica. Ti piace stare in sagra insieme ai ragazzi? Sì, Ci tornerai il prossimo anno? spero di sì. Michaela. Continuerai a fare la volontaria? Sì. Giada. Riccardo. Federico. Come mai la maglia diversa? Perché non sono di classe, ecco perché era la maglia diversa. Diciamo che avrebbe dovuto metterla con 19 anni di più, quindi di conseguenza non sono di classe. Faccio parte del comitato organizzatore della sagra di Carlino. Adesso io farei un'intervista a te. Te che sei di classe, così approfitto. Ti piace essere qua alla sagra di Carlino? Sì, è già un paio d'anni che cerco di aiutare, finalmente quest'anno è arrivato il mio momento e penso che il prossimo anno continuerò a dare una mano. Super. Sì, ha detto bene Beatrice adesso, il nostro spirito è quello di coinvolgere i coscritti dell'anno per farli uscire dall'ambito, diciamo così, conosciuti all'interno del territorio comunale solo come i classici studenti. Adesso a 18 anni entrano nel mondo dei grandi e la sagra è il primo momento. Non so se abbiamo già raccontato come funziona la nostra sagra. La nostra sagra è al titolo Dentro Io Sono Abile, potete vederlo dalla maglietta che indosso, che è diversa da quella della classe. Dentro Io Sono Abile è un progetto che è nato, diciamo così, possiamo dire una quindicina d'anni fa, per dare cosa? Per dare voce anche alle persone diversamente abili. Dentro Io Sono Abile infatti è l'acronimo di disabile. Noi vogliamo che sia una sagra, sì, per tutti, una sagra di integrazione, una sagra con tutti. Infatti l'evento clou della nostra manifestazione, oltre alle varie serate di intrattenimento, sarà domani che è la giornata sociale che ci impegnerà tutta la giornata, impegnerà qua i coscritti fin dalle prime ore del mattino a organizzare tutto, perché ospiteremo gran parte di disabili provenienti da case famiglia o associazioni del territorio. Però per spiegarvi bene potremmo parlare con chi? Col vero capofamiglia qua. Chi è il padrone di casa? Don Elia. Andiamo a cercare Don Elia. Ecco, abbiamo trovato Don Elia che ci spiegherà per bene la giornata di domani. Allora, domani è la giornata clou, il momento più bello di tutta questa nostra manifestazione, cioè il perché, la parola disabile che si trasforma in dentro io sono abile. Questi giorni sono come per me la preparazione a questa grande festa dove tutti ci sentiremo abili, perché dentro di noi siamo tutti delle persone umane, delle persone cristiane, che possiamo dire che siamo sempre figli dello stesso Padre, fratelli fra noi, ci sentiamo veramente dentro tutti abili, senza guardare l'esteriorità del corpo e della ricchezza, tutto quello che vuoi. Il disabile diventa abile. Questa è la festa grande di domani. Ora passiamo la parola a Francesco. Ci si ritroverà domani mattina qua verso le 10. Inizieremo ad accogliere i nostri ospiti. Alle nostre spalle ora trovate il palco adibito per la serata di questa sera in compagnia delle Pink Armada,
questa notte insieme a tutti i ragazzi giovani e soprattutto ai protagonisti di quest'anno, cioè la classe 98, andremo a smontare tutto quello che vedete e andremo a adibire la struttura creando una location, diciamo così, per accogliere una messa all'aperto. Quindi si trasformerà tutto, non ci sarà più niente di quello che vedete, ma sarà tutto abbellito per accogliere i nostri ospiti. Come dicevo, gli ospiti arriveranno verso le 10, ci saranno varie comunità di disabili che arriveranno qua con noi, saranno invitate anche le case di riposo, quindi avremo tutte le persone, diciamo, che normalmente non hanno la possibilità di vivere la vera festa. Noi abbiamo stoppato, abbiamo dedicato una giornata tutta per loro. Da dire una cosa, quanti saremo? Se continuiamo come gli anni passati potremo dire che saremo circa 700-800 persone e penso che sia un gran numero per Carlino. A tutte queste persone poi ci sarà, dopo la messa avremo un pranzo sociale che noi vogliamo offrire a loro con momenti ricreativi per poter far sì che anche le persone, diciamo così, disabili possano ricordarsi un momento conviviale assieme. Finito il pranzo poi avremo un po' di pausa, riposeremo un po' e andremo ad arrivare alla sera. La sera, sempre all'interno della giornata sociale, ci sarà un incontro di basket nel campo qua dietro, basket in carrozzina. Basket in carrozzina con i ragazzi del basket e non solo, che sono, diciamo, anche campioni nello sport, in questa disciplina, che sono ormai da anni nostri ospiti e possiamo dire che ormai sono nostri amici e non vedono l'ora di arrivare giù da noi. Finito la manifestazione del basket, poi ci sarà uno spettacolo con un gruppo, con gli Access, e dopo per tutti, come degna sigla finale, ci sarà un grandioso spettacolo pirotecnico da gustare tutti quanti assieme. E adesso cosa dite, ragazzi? Andiamo a scoprire quelli che sgobbano più di tutti in cucina, vai! Eccoci qui arrivati nel vero posto dove lavorano le persone. Ora venite con noi e vi faremo vedere. Ciao, come ti chiami? Marisa. Cosa stai cucinando? Stiamo facendo i panzerotti. E che cosa sono i panzerotti? I panzerotti praticamente sono un ripieno di sfoglia di pasta di pane, diciamo, con ripieno di prosciutto e formaggio. Quindi sono il piatto tipico della sagra di Carlino? Esattamente, sì. Ora vedremo con la signora Claudia come si fanno questi famosi panzerotti di Carlino. Allora noi stendiamo la pasta, poi allarghiamo un po' di salsa di pomodoro e mettiamo dentro il prosciutto e il formaggio. E li chiudiamo, tagliamo a mezzaluna e facciamo questi famosi panzerotti fritti. Quindi si friggono, poi si friggono, sì. Si chiudono e si friggono. Quanti panzerotti più o meno fate ogni sera? Un 500, 600, siamo arrivati anche a 800 la sera dei nomadi. Quindi è tanti anni che fai panzerotti? Sì, diversi anni, parecchi. E continuerai a stare in questa postazione? Finché mi vogliono, finché si è in compagnia si sta bene. La signora non mi vuole, però io sto bene. Voi ne mangiate di panzerotti? Certo, quelli che si rompono noi mangiamo, quelli che si rompono. Giusto per provare il gusto? Giusto vedere se vanno bene, la cottura, la pasta, se è grossa, se è fina, tutte quelle cose così, insomma. In quante persone siete a fare 500 panzerotti? In quattro, più le signore, 2 signore che tirano la pasta. Quindi è un lavoro abbastanza impegnativo? Sì, ci vuole pazienza, insomma, di non rovinare anche la pasta, un po' di... Ecco, non vengono uguali perché si fa manualmente. Quante ore state qui ogni sera? Dalle 6:15 fino a mezzanotte, la 1. Dipende quanto lavoro, quanta gente c'è fuori. Ora vedremo come si friggono questi famosi panzerotti. C'è la ragazza che li mette dentro e noi pian piano li facciamo girare e rosolare molto bene. È un 5-6 minuti. Come fa a sopportare questo caldo? Nada,
Uno spirito di iniziativa, Dio, non è difficile abituarsi. Quindi è tanti anni che partecipi a queste iniziative? Sì, abbastanza, non tantissimi, un paio di anni. Però lo fai perché comunque ti fa piacere per la comunità? Senz'altro. Quindi i panzerotti adesso sono pronti? Questo colore qui sì. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Alex. Cosa fai di bello qui? Sto dando una mano qui alla Sagra con il nostro gruppo dei sostenitori del Purzet. E niente, a fare la griglia, pollo, salsiccia, costa, un po' di tutto. Beh. Sono tanti anni che dai una mano in cucina? Sono 2 o 3 anni che diamo una mano appunto alle griglie con il nostro gruppo qua di amici. Vi divertite? Certo, è un gruppo molto affiatato il nostro. Quindi pensi che il prossimo anno continuerai? Certo, continueremo, sì. Sì, sì. Cosa fai di bello qui? Io sono nei gnocchi. Sei agli gnocchi? I clienti. Sono tanti anni che vieni alla Sagra di Carlino. Sono 20 anni, per non dire di più. Ti fa piacere stare qui? Sì, in compagnia. E in quest'angolo cosa state facendo di buono? In quest'angolo facciamo i calamari, freschi da Marano. Sono una specialità della Sagra di Carlino? Specialità della Sagra di Carlino. Sono apprezzati dalle persone? Ma mi auguro di sì. Preferisci i calamari o i panzerotti? Io personalmente ovviamente i calamari. Quindi ne approfitti per mangiare i calamari di nascosto? Ma sì, se capita volentieri, visto che sono così buoni. Come funziona il procedimento? Si vengono infarinati nella farina e nella pastella e poi vengono fritti nell'olio bollente. Si salano e sono pronti per essere mangiati. E dopo aver visto come si preparano i piatti in cucina, andiamo a vedere cosa ne pensa la gente. Che ne dici Andrea, andiamo? Certo, andiamo. Buonasera, cosa state mangiando di buono? Stiamo mangiando una grigliata mista di carne, pollo buono, assolutamente non era asciutto, quindi sono contento. Beh, allora facciamo i complimenti alla cucina, insomma. Sì, decisamente sì. Grazie. La signora, le piacciono i calamari? Sì, moltissimo. L'ho presi perché loro li avevano già mangiati, io no, e allora? E lei signora? Una grigliata mista, le sta piacendo molto. Io le cotolette di pollo sono buonissime. Mi fa piacere. L'ambiente a Carlino com'è? Noi lo conoscevamo, quindi perfetto, guarda. Quindi ogni anno venite qua? Portiamo anche le bambine. Stasera siamo solo noi. Io sono venuta dalla Sicilia. Ecco. Ci fa molto piacere. Cosa? Calamari e pollo e patatine. Sono del loro gradimento? Sì. L'ambiente a Carlino com'è? Perché io sono di Carlino e vengo più che volentieri nel mio paese e ci tengo molto al mio paese. Sono 56 anni all'estero e però non ho dimenticato. Da dove viene? Io vengo dalla Germania. Ci fa un saluto in friulano? Mandi e Siodin al più presto e stemme ben duccio. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo. Come mai siete alla Sagra di Carlino? Volevamo venire a mangiare i panzerotti. Sono buoni? Dopo andrete anche al concerto? Ancora non sappiamo, penso di sì. Domani sera ci siete che c'è lo spettacolo pirotecnico? No, domani no, non possiamo. La tua amica cosa sta mangiando? Verdure pastellate. Sono buone? Sì, molto. Buonasera, siete qua con tutta la famiglia? Sì. Venite qui ogni anno? Più o meno sì. Com'è l'ambiente, vi piace? Sì, è ospitale. Una garanzia. È buono il panzerotto? Buono, molto buono. Allora facciamo i complimenti alla cucina.
Fra tutti questi tavoli abbiamo trovato anche il sindaco di Carlino. Come va? Bene, sono qui a cena con i miei familiari, con i miei fratelli, con mia madre, perché questo è un momento di ritrovo della famiglia all'interno della comunità. La sagra è un momento bello in cui tutte le persone escono, si ritrovano e questo è l'occasione per uscire. Credo che questo sia il motivo principale. Poi questa è una sagra particolare perché ha come tema dentro io sono abile e quindi un'attenzione per le persone disabili e quindi altro ancora di più da tenere presente. È venuto anche a mangiare qualcosa? Beh certo, abbiamo preso calamari, panzerotti, carne alla griglia, tutto ottimo, tutto buono, tutto ben cotto. Si fermerà anche al concerto? No, ancora un po' mi fermerò sì, ma non tutta la serata perché appunto sono qui stasera con i miei familiari. Domani sarò qua tutta la giornata, per la giornata dentro io sono abile. Buono il panzerotto? Sì, sono venuto qua apposta perché a casa non sapevo cosa mangiare e qua so che i panzerotti sono buoni, allora sono venuto qua a mangiarli. Quindi vieni ogni anno a mangiare panzerotto? Certo che vengo ogni anno, cioè è la specialità di Carlino. Dopo vi fermate al concerto? Certo, fino a notte inoltrata. Filosofía, mi cabeza está vacía, no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar ciao Riccardo, cosa fai? Adesso dalle 7 alle 9 sono il turno dei gonfiabili perché questa sagra cerca di coinvolgere tutte le persone dai più piccoli fino ai più anziani e questa è un po' l'ora di punta per i bambini perché comunque non è né troppo presto né troppo tardi. Questi bambini ti tengono un po' impegnati insomma? Sì, abbastanza perché comunque sono molto movimentati, perciò sì. Le mamme e i papà li lasciano da noi così loro possono mangiare, fare un giro per la sagra serenamente mentre noi teniamo i bambini. Si divertono? Sì, a quanto pare sì. Ciao, cosa state facendo? Stiamo colorando con le bambine. Come mai siete qui? Veniamo ogni anno, abitiamo qui vicino. Vi piace la sagra di Carlino? Sì, sì, è carina, è carina. Ti piace la sagra? Sì, Cosa sei venuta a fare qui? a giocare. Sei venuta a fare un disegno? Ha detto che si illumina. La sagra di Carlino per i bambini è un bel ambiente. Quest'anno sì, c'è anche il gonfiabile, si sono divertite parecchio e adesso qui sì, anche colorare. Grazie mille. Ciao. Ciao, sono Serena. Cosa fai di bello qui? Siamo qui con l'associazione della scuola dell'infanzia Don Riccardo Valentinis a dare caffè, crema al caffè, gelati. Quindi lavorate per la sagra di Carlino? Esatto, facciamo un'associazione, siamo un'associazione, facciamo volontariato, siamo delle mamme, i nostri bimbi sono all'asilo, adesso no. E quindi spendete il vostro tempo qui gratuitamente? Sì, per aiutare. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Fabio. Cosa fai di bello qui? Servo i clienti che vengono qua a bere qualcosa. I nostri vini delle nostre parti sono molto famosi, sono molto buoni, quindi li serviamo. Siete tutti giovani che gestite il chiosco? Sì, sì, abbiamo un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, quindi siamo tutti giovani, sì. Queste magliette come mai? Ogni anno facciamo una maglietta per per il chiosco. È un nome nato così scherzando che mischia l'aperitivo con il chiosco, quindi Aperichiosco è il nome di questo chiosco. Grazie mille. Ciao. Ciao, cosa fai qui? Do una mano nell'Aperichiosco, nel chiosco della sagra di Carlino. Ma tu di che anno sei? Del 97. Quindi è già passato l'anno per il volontariato? Sì, però comunque l'ambiente è bello e mi ha chiesto di restare e sono rimasto. Quindi ti piace stare qua in compagnia? Sì, 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 il gruppo dei giovani è bello e resto. Si lavora e basta o ci si diverte? No, prima si lavora e dopo se c'è tempo ci si diverte. Dopo ci sarai al concerto?
Vediamo, se il lavoro ce lo permette, sì. I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness is starting to I try so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah. And I have finally seen the light. Qui a Carlino non solo buon cibo ma anche buone birre. Cosa ci offrite? La Zare offre 4 qualità, la bionda, la canapa, una fumé e una rossa. Qual è la più apprezzata? La più apprezzata è la canapa, che è sulla base Pilser, è una birra particolare, artigianale. Vi divertite? Sì, sì, quello non manca, Quindi il prossimo anno tornerete? certo. Cosa fai di bello qui? Questo istante, come potrai notare, sto facendo mojiti. È il vostro drink speciale? Drink speciale con tanto amore, tanto affetto e simpatia al signore dietro là, grazie. È organizzato da voi questo stand? Assolutamente sì. Siamo un gruppo di amici che organizziamo lo stand. Come ti chiami? Simona. Ti piace stare qui? 12 anni che ci vengo, sì, mi piace proprio. Quindi continuerai a venire? No, basta. Non ho più 20 anni, basta. Non solo cibo e divertimento, ma anche tanta solidarietà. Certo, si fa per più di tutto solidarietà, perché qua è soltanto Caritas, si dona qualcosa, si aiuta chi non ha, perché anche noi con la bancarella adesso quello che prendi lo dai a chi ha bisogno. Questi belli oggetti li avete fatti voi? Tutti noi, sì. Quanto tempo avete impiegato per creare questi? Bisogna prepararsi a tempo, non voglio dire mesi, facciamo mesi perché abbiamo dentro anche la bancarella, no? Lavoretti fatti a mano, lavoretti comprati, sono donati anche, c'è qualcosa che hanno donato. Ma noi seguiamo tutte le realtà sociali, insomma. Disabilità, seguiamo carceri, ragazzi di strada. Don Oreste è il nostro punto focale, sacerdote di Rimini, no? Che ha fatto, insomma, siamo in tutti i problemi sociali, ecco, da anni. Ecco. Noi abbiamo delle piccole realtà qui in Friuli, la nostra casa, la casa di fraternità di Bagnari Arsa, e lì abbiamo dei ragazzi che fanno delle attività, lavoretti, abbiamo un orto. Come mai qui a Carlino? A Carlino noi siamo qua da tanti anni, veniamo sempre con i ragazzi, con il nostro gruppo. L'altro anno, per dire, siamo venuti a intrattenere, c'era un gruppo di ladri di carrozzelle, un gruppo che suona con ragazzi disabili gravissimi, eccetera, ci sono ciechi, eccetera. Noi abbiamo introdotto questo gruppo anche con i nostri ragazzi, abbiamo fatto 2 pezzi e i ragazzi hanno cantato felici, no? Anche perché anche noi abbiamo dei ragazzi che hanno delle problematiche nel nostro gruppo, no? Tutto un sociale, tutto veramente, ecco. La solidarietà a Carlino è sentita? Sì, è sentita, sì, perché di diversamente abile c'è proprio la festa che ha dato proprio l'opportunità, c'è stato anche il nostro fondatore, è venuto qua proprio a Carlino e è partito anche questa cosa qua, ecco, noi siamo sempre presenti. L'amore è la cosa principale, volersi bene,
di razza, religione, qualsiasi cosa. Penso che l'unica cosa, basta vedere, è solo amarsi, volersi bene e creare un mondo diverso, soprattutto con i valori che è il fondamento della vita. Oh ragazzi, allora com'è andata questa esperienza? Molto bella, è andata bene. Scusa, Andrea, a te? Benissimo, direi. Allora, come ogni degna sigla finale, io ringrazierei i main sponsor, perché oltre a tutte le persone che lavorano qua, che ringrazio tutte dal primo all'ultimo, specialmente le persone che sono in cucina, perché bisogna dire la verità, sono quelle che si fanno, possiamo dirlo, un mazzo tanto. Forse al momento non hanno ancora inventato una telecamera che riprende il calore, ma dentro le cucine è caliente, è caliente. Oltre a questi io ringrazierei, ribadisco, le persone, le aziende del territorio che ci sostengono, la Zanutta SPA, la famiglia Zanutta, che c'è sempre vicina ogni anno, e la Friul Pesca, commercio ittico. Grazie a tutti, grazie a loro che ci sostengono. Cosa diciamo ragazzi? Prossimo anno ci vediamo? Al prossimo anno. Prossimo anno dove ci vediamo? A? Vi aspettiamo. Ciao ciao!